Allora, 9 anni fa, 8, quando abbiamo cominciato a fare qualcosa oltre a Cuenta e Vigui qui da Vallotta, è successo che il signor Panzarasa, che abita qui sopra, passando di qua si fermò e mi mise la pulce nell'orecchio. E quindi è anche molta colpa sua se a volte lo maledico anche perché creare queste cose con la pioggia fino alle 5 che è scesa oggi, però insomma è anche lui che mi dà tanti spunti e che mi aiuta in queste cose oltre a tutti gli altri amici, ma lui in particolare. Non pioveva stasera! Sì. A te, grazie, a te Enrico. Per chi si occupa di comunicazione, di cultura, di organizzazione di eventi, ci sarebbe da fare un altare a Sant'Antonio di domenica scorsa a trovare Fabio Legnaro, perché adesso è lui che le idee le dà a me. Questa è la verità. No, davvero, se tutti gli imprenditori del settore turistico, dell'ospitalità fossero come Fabio, noi lavoreremmo con molta più facilità e con molta più soddisfazione per tutti. Allora, grazie.